Vedi Macci, noi con questo colloquio vogliamo capire se sei la persona giusta per questo lavoro. Ok. Allora, vediamo di conoscerci un po' meglio. Allora, quanti anni hai? 36. 36, sì. Vivi da solo? No, come mamma e mio papà. Sì, posso dire con manco entusiasmo perché a una certa età, se ti posso dare un consiglio, sarebbe come dire ora di spiccare il volo, andare via di casa. Sì, ma io ho detto che io ho detto che ha 70 anni ormai, io che va fuori da casa, porca miseria. Ho capito. 70 barette sto anno. 70? Sì. Amore, sera tutto che vado a fare una roba, sera No. tutto quanto vado a fare sta consegna. Ma sono io a lavorare, metti là che a busta, metti là. Senti, Coco, metti là, ma accordo casa, accordo perché ti mi caccia papà un cameriere, metti là, appoggia là, Coco, non famo confusione, mi sono un corriere espresso, Lo so. d'accordo? Non facciamo l'errore grossolano del riccio che guardando a spazio ha esclamato, arebe gnocca. Cosa c'entra il riccio adesso? Senti, mamma mia, amore, non sai che se il toro si fa mai ti disinfetti con la mucchina. Con la mucchina. Vedete, per tenere sana una coppia è importante anche il rapporto che si ha con la famiglia del coniuge. Ah, sì. Ad esempio, lei, signor Duilio, va d'accordo con la famiglia di sua moglie? No. Ah. Che rapporto ha, ad esempio, con sua suocera? Con mia suocera ho lo stesso rapporto che ho con la polvere. Cioè? Cioè, te combatti tutti i giorni per mandarla via, ma tanto te lo sai che torna sempre. Sì. Beh, questo è un classico desiderio sessuale represso nei confronti di sua suocera. Pian, cosa sei che sei sta roba qua così che ti hai depresso, ti come Ni. mamma, come mamma, dottore? No, cerco di spiegarmi meglio. Diciamo che quella donna, sua suocera, aumenta la sua potenza sessuale. Per carità! No, beh, questo sì, aumenta la mia potenza sessuale. Ma, Ogni volta che parla mi fa domaroni così. beh, ora sì, fa tutti quanti. Oh!